Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti ad Ala in provincia di Trento. Il comune, bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 180 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Ala è conosciuta come la città del velluto e della musica. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Ala! Ala è una cittadina di circa, faccio un po' di storia, di circa 9.000 abitanti, è una cittadina con un territorio molto vasto, siamo nei primi comuni del Trentino come estensione territoriale. Questo vuol dire che il comune di Ala ha dei grandi pregi, delle peculiarità, ma anche dei grandi problemi ovviamente, perché abbiamo un territorio di fondovalle attraversato dall'Adige, che è anche un po' la nostra ricchezza, abbiamo anche dei territori di collina e di alta montagna, perché noi arriviamo da 180 metri di altitudine sul mare quasi a 2.000 metri, per cui abbiamo veramente un territorio variegato che potrete sicuramente godere. Siamo collegati a una ciclabile che da nord a sud porta circa 800.000 turisti tutti gli anni in bicicletta. La nostra è una cittadina con un centro storico bellissimo, direi, considerato uno dei più belli del Trentino, perché è un centro storico piccolino, però è considerato un unicum nel suo genere, perché contiene tantissimi gioielli nel suo interno, i palazzi storici, scorci, bellissimi, abbiamo delle corti incredibili. Noi abbiamo un'economia variegata perché viviamo sia sull'industria come luogo di fondovalle, abbiamo un artigianato sviluppato molto bene, abbiamo l'agricoltura che è un fiore all'occhiello per noi, infatti abbiamo vigneti incredibili, noi siamo considerati la seconda e la terza superficie evitata dell'intero Trentino, difatti abbiamo un comparto agricolo che vive molto su questo importante pregio del nostro territorio. Abbiamo tante cantine, sia cantine sociali che cantine private, insomma, che danno lavoro e lavorano quotidianamente su questo settore. È un po' anche un nostro pregio, perché noi piacerebbe che i turisti che vengono da Ala, oltre che bearsi del centro storico e delle nostre bellezze, possano anche bearsi dei prodotti che riusciamo ad offrire del territorio, dal vino al mangiare e quant'altro. Insomma, stiamo cercando di lavorare molto anche perché noi vorremmo che Ala diventasse una meta di un turismo dolce, col turismo bello, tranquillo, rilassante, e un po' con la musica, un po' con i velluti, perché Ala è considerata ed è detta il nostro brand, è la città di velluto, perché tanti anni fa, nel 1700, chi venne da noi per fare queste attività creò la ricchezza di Ala e dal 1765 fu conferito ad Ala il titolo di città, per cui siamo piccolini ma siamo una città. Su Ala veglia la maestosa parrocchiale intitolata a Santa Maria Assunta. Andiamo a conoscere il parroco. Io sono in questa parrocchia da 5 anni
a dire la verità non conoscevo la ricchezza di questa comunità. Basterebbe guardare la chiesa, vedere la storia. Questa chiesa è stata costruita nel 1600, però le prime vestigia sono del 1100. E se guardiamo gli altari, l'ampiezza della chiesa, vediamo una chiesa che è stata costruita dalla fede delle persone, ma anche nello stesso tempo dalla ricchezza del paese negli anni 1600-1700, per tutta la storia dei velluti. Chiesa che si presenta con diversi altari perché ogni confraternica, ogni famiglia esprimeva la propria fede attraverso la ricchezza della chiesa. Abbiamo un reliquiario, abbiamo anche un museo in cui sono raccolte diverse reliquie, diversi oggetti o paramenti, specialmente del 1600-1700, in cui i vellutai facevano delle offerte copiose anche alla Chiesa. Una comunità molto viva, fatta di vari aspetti, anche perché la Chiesa oggi non è che deve ricordare soltanto il passato, ma deve guardare il presente, specialmente le povertà. Oggi abbiamo alla scuola materna 180 bambini e il 33% sono stranieri, e allora ci vuole anche una tattica diversa, un occhio diverso, un'accoglienza diversa anche per queste persone. Per cui è nata anche l'esigenza di un gruppo Caritas che è attento alle esigenze delle povertà che ci sono. Poi c'è Trentino Solidale che sta assistendo un centinaio di persone 3 volte alla settimana che gli portano dei viveri. Abbiamo un gruppetto di ragazze che raccolgono degli indumenti e poi li mettono a disposizione di chi non ne ha. Abbiamo un oratorio dove ci sono anche i ragazzi che si trovano con regolarità, non soltanto per divertirsi, ma specialmente per educarsi, anche avere anche queste attenzioni. Poi la preoccupazione di oggi, certo, che è l'evangelizzazione, perché dobbiamo stare attenti a far sì che il Vangelo diventi sempre di più un nostro modo di vivere. Ci sono diversi cori perché abbiamo anche diverse chiese. Oltre che questa chiesa parrocchiale abbiamo la chiesa al centro del paese, che poi è anche proprietà del comune, quella che usiamo di più. Poi avevamo anche il convento dei padri cappuccini che 2 anni fa sono partiti, per cui usiamo anche ora la chiesa anche dei Cappuccini e anche il loro convento. Poi abbiamo un'altra chiesa dove c'è una comunità di religiosi, sono 8 persone che vivono in fraternità, è la comunità di San Valentino. Poi abbiamo un'altra chiesa che è la più antica della zona, San Pietro, e sembra che sia ancora dai tempi di Todolinda. È una delle chiese in cui sembra che c'è stato anche il matrimonio di Todolinda con Autari. Ecco, per cui abbiamo anche questa ricchezza di presenza, ma questa è una presenza soltanto storica, ma quello che vale di più per noi è che abbiamo bisogno di cristiani autentici, per cui la parola più importante di oggi è la formazione. Perciò è bello portare avanti queste comunità che pur nella fatica si vede che il regno di Dio va avanti. In una dimora d'epoca del centro storico di Ala andiamo a degustare i piatti tradizionali del luogo. Siamo in questa antica dimora di Ala e vi volevo presentare alcuni dei nostri prodotti tipici. Partiamo da un primo piatto, uno dei più importanti e significativi del nostro territorio, sono gli strangolapreti. La mia versione è fatta con spinaci e un ripieno di malga, un cuore di formaggio tipico della zona. È uno gnocco di pane e formaggio bollito in acqua e servito con del burro fuso della salvia. Un altro primo importante del nostro territorio è l'orzetto, una zuppa d'orzo con delle verdure, delle carote, dei piselli, delle patate. Noi l'abbiamo servita con queste puntine di maiale, una pancetta di maiale cotta a bassa temperatura, servita con un filo di olio extravergine del Garda, della nostra zona. La carne salà è in 2 versioni, di manzo o di maiale, una cruda, una tartare di manzo di carne salà in un cestino di grana con della salsa al rafano, e un carpaccio di carne salà classico. Questa è una carne salà salmistrata, è una carne di manzo salmistrata circa 20 giorni in sale e spezie.
L'altra versione della carne salà è un maiale, anche quello salmistrato, però viene consumato cotto. In questo caso l'abbiamo solamente grigliato, accompagnato con dei crostini di pane, e il suo contorno tipico sono i fagioli, appunto questi fagioli conditi in maniera leggera con olio, aceto, limone e della cipolla. I dolci in questo caso abbiamo uno strudel di mele, molto tradizionale, un dolce tipico trentino e austriaco. È servito in questo caso con una salsa vaniglia, tradizionale, non di pasta sfoglia come alcuni fanno, ma una pasta da strudel. Altro dolce molto tradizionale ancora di questa zona invece è questa torta fregolotti, da non confondersi con la sbrisolona di Mantova, ma è leggermente diverso l'impasto, che noi accompagniamo spesso con una grappa. Il nostro territorio è molto portato anche alla coltivazione di vitigni, abbiamo molti vini buoni dalle nostre parti, tra cui sicuramente il più importante e il più conosciuto è un rosso, è il Marzemino. Tutta la Val d'Adige è ben conosciuto, è il più importante. Poi abbiamo altre uve importanti, abbiamo bollicine da uve bianche, che è un Trento DOC, un metodo classico, abbiamo del Gewürztraminer bianco, abbiamo Pinot Nero, si coltiva anche del Bon Merlot e si coltiva anche del Moscato Giallo e del Pinot Grigio uva bianca. Nel comune di Ala, in questo centro storico bellissimo, ci sono ancora appunto queste abitazioni come quella dove ci troviamo in questo momento, che hanno la fortuna di avere queste cantine fonde, ben tenute, ancora conservate dai proprietari, e magari ci fanno invecchiare anche i loro vini e sono tuttora visitabili, in alcuni periodi dell'anno sono accessibili anche al pubblico. Ala è anche città della musica, adesso andiamo a visitare il raro e particolare museo del pianoforte antico. Siamo nella sala del Museo del Pianoforte Antico, dove sono esposti molti strumenti che parlano del nostro passato, del passato musicale, strumenti su cui i compositori più famosi europei hanno suonato, composto la loro musica su queste tastiere. Le scuole di Vienna, scuole parigine, parliamo di Frédéric Chopin e dei suoi strumenti Pleyel, parliamo di Franz Liszt, il grande virtuoso, e finalmente parliamo anche di Wolfgang Amadeus Mozart, che visitò Ala ben 3 volte nei suoi viaggi verso l'Italia, quindi si fermò qui ospite in questa famiglia nobile dei Pizzini che abitava nel palazzo nel quale noi oggi abbiamo allestito da 20 anni circa questo museo della musica, e in più la foresteria che si trova proprio davanti a questo palazzo. Stesso Mozart con il padre Leopold furono ospiti e fecero musica nel salone da musica che si trova nella foresteria. Oggi naturalmente è possibile visitare in gruppo questo museo, che è chiamato appunto un museo per la musica, perché si può visitare solo ascoltando la musica sulle tastiere antiche. L'importanza di questa collezione che si trova in questo museo e che rappresenta la storia della tastiera, la storia del pianoforte, quindi l'evoluzione del suono, che naturalmente dall'epoca di Mozart fino al nostro Steinway di oggi, il pianoforte moderno che ascoltiamo in tutti i teatri del mondo, naturalmente la differenza è davvero enorme.
sicuramente per le persone che amano la musica questo è un luogo davvero che offre la possibilità di ammirare i silenzi della cittadina di Ala, e il silenzio è la prima base sulla quale noi da musicisti possiamo offrire la musica. Con l'assessore alla cultura andiamo a percorrere l'itinerario dei palazzi storici di Ala in provincia di Trento. Ci troviamo in uno dei cortili più belli, penso, della nostra cittadina. Ala è un po' una città misteriosa. Dobbiamo imparare a conoscerla entrando veramente dentro i portoni e cercando tutti questi angolini particolari. Questo palazzo è uno dei tanti del centro storico. Il centro storico che è nato e si è accresciuto nel periodo d'oro della città di Velluto. Il periodo è quello che va dal 1600 al 1700. È iniziato il tutto con l'allevamento del bacco da seta, la produzione della seta, successivamente il velluto di seta, che è diventato famoso un po' in tutta Europa. Tutto questo ha fatto fiorire l'economia alense e quindi la città si è ingrandita, ha richiamato un sacco di persone da fuori e direi che si è sviluppata nel giro di pochi anni in una maniera sorprendente. E questo ha fatto in modo che tutta la struttura cittadina si modificasse. Avete visto che qua ci sono i pianoforti, c'è il museo del pianoforte, forse è già stato ricordato che molti musicisti sono passati di qua, fra cui Mozart. Abbiamo avuto un ottimo esponente musicale che è stato Giacomo Sartori, e per questo direi che Ala è sia città del velluto ma anche città della musica. Un'altra eccellenza di Ala è rappresentata dall'alta montagna. Scopriamola! Sono Tommaso del Corpo Forestale Trentino in provincia autonoma di Trento, Sandra del Pero della Custodia Forestale Comune di Ala. Siamo alla Sega di Ala sui Monti Lessini, ci troviamo sopra ad Ala, sui 1000 metri di quota, qui siamo a 1200. Di fronte a noi verso ovest abbiamo tutta la catena del Monte Baldo in vista. Più a nord la vista va fino alle montagne sopra Trento, ci sono le tre cime di Trento, il Monte Palone, poi alla nostra destra verso est rimane tutto l'altopiano dei Monti Lessini, di cui buona parte è sul territorio veronese ed è tutto un altopiano di pascoli e di malghe. Ci sono 120 malghe sui Monti Lessini. Il paesaggio di malga è il paesaggio che più caratterizza questi territori. Queste pietre che vengono cavate proprio qua da queste rocce sono rocce sedimentarie, è il rosso ammonitico che fa delle scaglie di roccia rossa. Vengono usate sia per la costruzione di muretti sia per la costruzione proprio delle malghe, delle coperture delle malghe. Si trovano in delle formazioni particolari che si possono definire le città di roccia, che caratterizzano tutto il paesaggio lessinico. Il
paesaggio che vediamo tutto ricoperto di pascoli non è sempre stato così, anticamente erano tutte foreste di faggio, adesso sono pochi ormai i faggi che sono sopravvissuti ai cambiamenti di paesaggio e sono comunque degli alberi molto importanti sia da un punto di vista paesaggistico che storico, perché ci raccontano quello che era il paesaggio di queste montagne una volta. Alle mie spalle c'è il Faggio della Regina, un faggio monumentale che ha più di 250 anni, che potrebbe raccontarci un sacco di storie. Ha visto Napoleone, ha visto le sue truppe. Sotto questo faggio si svolgono delle manifestazioni estive, tra cui dei concerti anche, i suoni delle Dolomiti e anche luci e suoni in Lessinia. Sono manifestazioni che avvicinano cultura e natura. Anche con il nostro lavoro speriamo di poter contribuire alla conservazione di questo ambiente, delle attività tradizionali che si svolgono sul territorio per la conservazione proprio di questo paesaggio che è naturale, ma si trova così a questo aspetto perché c'è dietro un sacco di lavoro umano che ha saputo modellare queste montagne. L'appuntamento ALA Città di Velluto si svolge ogni anno al termine della seconda settimana di luglio. Andiamo a saperne di più con l'associazione culturale Vellutai Città di Ala. Ciao a tutti, io sono Elisabetta e qui rappresento l'Associazione Culturale Vellutai Città di Ala, che già da 13 anni si occupa di accogliere i turisti e i graditi ospiti e a condurli per le vie e per le storie di Ala, che pur essendo un centro rurale, pascoli, vigneti, boschi, si è sempre trovata al centro di eventi storici importantissimi. Ha ospitato futuri papi, futuri santi, imperatori del Sacro Romano Impero, artisti di importanza mondiale. Parliamo naturalmente del mondo dell'epoca che trattiamo, cioè il 1700. Ala si distinse nel 1700 per l'arte serica, che sarebbe la produzione e la commercializzazione della seta e del velluto. Radunò ad Ala le famiglie più importanti e per questo si guadagnò il titolo di città di Ala, dato dall'imperatore Giuseppe II nel 1765. Noi vi aspettiamo numerosi e per condurvi per le vie e per le storie di Ala con le nostre visite animate d'attori, balli e duelli per tutto l'arco dell'anno, la prima domenica di ogni mese e particolarmente quando si terrà la grande manifestazione alla Città di Velluto, 3 giorni di festa e di meraviglia con cortili animati da recite, balli e attività e spettacoli graditi a tutta la popolazione. I luoghi sono fatti soprattutto dagli abitanti. Andiamo a conoscere il signor Giuseppe, detto Bepi. Siamo sull'altipiano dei Monti Lessini, un grandissimo altipiano che si stende per tanti chilometri a cavallo delle province di Verona e di Trento. Qui il confine con il Veneto è l'antico confine dell'impero austro-ungarico. Le costruzioni delle malghe sono tutte in pietra perché è il materiale che si trova qui sul posto. Siccome questa è un po' la montagna che frequento maggiormente, alla quale sono più affezionato, avevo un sogno, diciamo, recuperare una di queste malghe in modo di evitare che se andasse in rovina. Allora abbiamo costituito un gruppo che si chiama Gruppo Amici del Revoltel, perché la malga si chiama Revoltel. Lo scopo di questa associazione è quello di, appunto, prima di tutto salvaguardare un bene che ha una grande valenza dal punto di vista storico e culturale, però non è che noi facciamo un uso privato di questa malga, noi la mettiamo a disposizione per organizzare anche degli eventi culturali. Questo altipiano è strettamente legato alla vita di Ala, fino agli anni 70 più o meno.
I contadini di Ala venivano a tagliare il fieno per il bestiame che veniva usato durante l'inverno. Per quel che mi riguarda sono veramente il luogo del cuore, perché ci sono tantissimi ricordi che ci legano e mi legano a questi pascoli così sconfinati, così suggestivi. Per noi nobili è estremamente difficile parlare in dialetto. Voi avete visitato la nostra valle e avete visto delle cose meravigliose, ma per voi tenterò di parlare in dialetto. Mi volevo invitarvi nella nostra valle, appunto a vedere queste meraviglie che avete visto in televisione. Non so se mi so spiega bene e se mi avete capito bene. Ala merita più di una visita, in città vi aspettano in tanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia di Trento. Ciao!